E sono partite in corsia 1 Dana Casotto, team Insubrica, in 2 Francesca Panziera, Veneto Banca Montebelluna, in 3 Emma Tiozzo, Rana Azzurra, in 4 Elisabetta Tomasetto, Idros, in 5 Greta Polli, Virtus Poggi Bonzi, in corsia 6 Deborah Stangerlin, Unione Sportiva Idros. Dana Casotto in corsia numero 1, atleta giovane, classe 97, è la campionessa italiana giovanile di categoria dei 400 stile libero. Intanto la Tomasetto davanti, un 31,37 nella prima frazione, Panziera seconda 32,05, Casotto in terza posizione 32,40. Dana Casotto, abbiamo detto, oro nei 400 stile ai giovanili ai categoria, ha partecipato già con la nazionale italiana giovanile al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Per lei 3 finali con le 2 staffette 4x100 e 4x200 e nella sua gara i 400 stile libero. Casotto che nuota in corsia 1 e naviga in terza posizione al passaggio di metà gara. Al comando c'è ancora Elisabetta Tomasetto, 1.07.42 davanti alla Stangerlin, 1.08.84. Per la prima serie, categoria junior dei 200 misti, in corsia 1 Nika Golob, Ravne Korostkem, in corsia numero 2 Tiasa Pintar, Gorenika Radovlica. In corsia 3 è la vice campionessa italiana giovanile dei 200 e 400 misti, Vanessa Andretta, Nottoli Nuoto. Corsia 4 ha vinto i 200 misti in Coppa Komen 2011 con la nazionale italiana giovanile, Veronica Lucchese, Nottoli Nuoto 74. In 5 Angelica Sinibaldi, Pesaro Nuoto Team. In 6 Sara Mariotto, Veneto Banca Montebelluna. Intanto con la rana Emma Tiozzo si è portata in testa, 1.52.08, Casotto che è rientrata in seconda posizione, 1.52.32. Testa a testa a distanza, Tiozzo in corsia 3, Casotto in 1 per la vittoria della seconda serie femminile, e Dana Casotto che fa meglio per 36 centesimi, 2.26.08 davanti ad Emma Tiozzo che chiude in 2.26.44, poi la Panziera 2.27.15. E allora si prosegue al comando